piatto di oggi con triglie, patata e finocchietto selvatico. Una patologia di forte incidenza che porta dei reliquati importanti quale appunto l'emioparesi e l'ictus cerebrale. Ebbene, anche su questa patologia l'assunzione di 2-3 porzioni di pesce nell'arco della settimana, grazie sempre al contenuto in omega 3, porta a una fortissima riduzione di incidenza di questa malattia. Iniziamo nel mettere la patata nella pentola con l'acqua, aggiungendo un pizzico di sale. Una cosa minima. Mettiamo l'olio nella padella, l'aglio, il peperoncino e anche un rametto così di finocchietto selvatico. Intanto puliamo le nostre triglie, facendo attenzione di togliere le spine. Facciamo a tocchetti. Delle triglie abbiamo preso il cuore della triglia, la parte centrale, abbiamo eliminato totalmente la parte della spina dorsale. L'acqua della pentola bolle, quindi prendiamo la patata, quindi gli abbiamo dato una sbollentata, saliamo, e mentre facciamo il nostro soffritto con peperoncino, aglio, olio evo e finocchietto selvatico, mettiamo giù la pasta di grani antichi siciliani peliamo la patata. Intanto andiamo a mettere il nostro pesce e facciamo saltare e aggiungiamo il nostro vino Grillo Valle dello Jato. Togliamo l'aglio, spegniamo un attimo sul fuoco, rimuoviamo il peperoncino e il finocchietto. A questo punto una parte della patata la tagliamo a dadini e la aggiungiamo nel nostro condimento. Una parte la sminuzziamo. Così. Ok. Riaccendiamo. Saliamo. Aggiungiamo l'acqua della cottura della pasta al nostro condimento e dell'altro finocchietto. Passiamo la nostra pasta nella padella. Siamo quasi pronti per l'impiattamento. Adesso impiattiamo. Il piatto è pronto. Buon appetito!